Un weekend di iniziative all'Orto Botanico dedicate soprattutto alle famiglie è il regalo di Natale dell'ARPAV ai padovani. L'azienda regionale partecipa al progetto La Scienza in Orto con le sue pillole di sostenibilità, momenti di incontro sui temi dei rifiuti, della meteorologia e dei cambiamenti climatici. Nel cuore di Padova ha una valenza ambientale soprattutto legata alla biodiversità, in una città che molto spesso ha problemi di inquinamento dell'aria, ma è proprio questo l'obiettivo, quello di sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni. L'obiettivo è diffondere alcuni comportamenti virtuosi che, se praticati da tutti, possono fare davvero la differenza, e per i giovani più curiosi potrebbe essere l'inizio di un viaggio che li accompagnerà per il resto della vita. È questa un'opportunità che può diventare proprio per i giovani, oltre che di formazione, di sensibilità, anche professionale. Quella dell'educazione non è un di più, ricorda il direttore generale di ARPAV, ma una delle attività centrali della nostra azienda. Che al di là dei controlli, di tutte le analisi che facciamo in tutto il territorio veneto, fondamentale è un'altra delle attività che noi svolgiamo, quindi quella della comunicazione e soprattutto il tema dell'educazione ambientale. Le pillole di sostenibilità del weekend di Santa Lucia sono però solo il primo passo di un più ampio progetto che vede la collaborazione tra ARPAV e università e che investirà l'intero 2015 attraverso laboratori pratici dedicati alla salvaguardia dell'ambiente. Io spero che potremo sfruttare ulteriormente questo luogo che ha quasi 500 anni di storia, dal famoso Giardino dei Semplici, come veniva chiamato un tempo, adesso che è un luogo che tutta l'Europa ci invidia.